Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite questa sera, lo ringrazio, abbiamo l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, un assessorato molto importante, avremo modo di parlare con lui di tantissime cose e durante la trasmissione avremo anche un collegamento Skype, un collegamento Zoom con il primario di terapia intensiva dell'anestesia all'ospedale di Padova per sapere com'è la situazione direttamente a lui. Ieri sera è uscito un bel filmato ieri sera sulle Iene, questa sera l'avremo anche noi qui nella nostra trasmissione. E l'ospite è l'assessore Roberto Marcato. Buonasera assessore. Buonasera, grazie per l'invito. In che situazione siamo messi? Siamo in una situazione pesante, insomma, una situazione pesante ovviamente per i dati innanzitutto dei contagi. E poi in secondo luogo, ma ormai non è più nemmeno in secondo luogo, per i dati economici stiamo davvero soffrendo molto. Guarda il titolo che ho messo nella trasmissione, soldi per tutti o per nessuno? Ecco, poi ne parleremo, andiamo con i dati della giornata, con tutto quello che è successo, poi andremo a vedere le tre fasce, insomma abbiamo tante cose da raccontarci. Andiamo con i dati della giornata, chiedo alla regia se può mandarli in onda. Questi sono i dati in Italia con i casi totali che sono oltre 750.000, ovviamente più 28.000 di ieri, quindi i malati più 21.000, i ricoverati più 1.247, in terapia intensiva più 203, negativizzati 6.258, purtroppo i deceduti oggi 353 più di ieri, e non sono pochi, aumentano di giorno in giorno e sembra che il picco arrivi verso il 15-20 di questo mese. Andiamo a vedere invece i dati che riguardano la nostra regione. Anche qui i dati sono un attimino, iniziano ovviamente ad aumentare con i casi totali. Qui sono dati che si riferiscono a mezzogiorno, poi nel pomeriggio ovviamente sono aumentati, sono 1.730, i malati più 1.694, i ricoverati più 49, in terapia intensiva più 3, dunque sono 155, negativizzati più 30 e deceduti purtroppo più 6. Questi sono dati che ci arrivano ovviamente per quanto riguarda la giornata di ieri, praticamente a mezzogiorno. E i numeri, come diceva, li abbiamo visti, sono sempre numeri in crescita. Il trend oggi, il presidente Luca Zaia nella sua conferenza stampa ha detto che si spera che, valutando tutti i dati, tutti gli algoritmi che sono stati, sembrerebbe che il picco venga raggiunto dal 15 al 20 novembre e poi da lì dovrebbe, usiamo il condizionale Roberto Marcato, perché dovrebbero diminuire, però dal 15 al 20 oggi ne abbiamo 4, quindi ci sono altri 10 giorni di preoccupazione davvero molto da parte di tutti e soprattutto da parte dei medici e degli ospedali. Sì, nella speranza che il modello sia quanto più verosimile possibile, nel senso che se fosse che l'ACME lo raggiungiamo a metà novembre e poi inizia una discesa, insomma, stringiamo i denti, ognuno di noi faccia la propria parte, e mi rivolgo ovviamente ai cittadini, a tutti in particolare, insomma, mascherine, distanziamento, molta attenzione. Se fosse così sarebbe anche una prospettiva, come dire, sì, pesante ma accettabile. Io me lo auguro, ovviamente, me lo auguro innanzitutto per la salute di ognuno di noi e poi, ripeto, per la tenuta economica del nostro sistema, non solo regionale ma di paese. Allora, adesso andiamo a vedere un attimino, perché ovviamente il governo ha diviso in tre fasce il nostro paese. Ovviamente inizialmente aveva messo il verde, poi io reputo che abbia fatto bene a tolto il verde, perché ha detto magari qualcuno che non pensi che il verde sia via libera a tutti, non è così. Allora ha messo il giallo, l'arancione e il rosso. Andiamo a vedere come dovrebbe
promessa di riscossione, vedete dunque il giallo è praticamente quello che c'è attuale, il modo di muoversi, l'arancione un attimino più pesante, il rosso pesantissimo. Se andiamo a vedere cosa dice il nuovo DPCM nella zona gialla, così andiamo a descrivere tutte e tre le zone, così non sbagliamo. Se la regia mi può mettere già la grafica, eccolo che vedete la zona gialla, coprifuoco dalle 22 alle 5, didattica a distanza al 100% alle superiori, capienza al 50% nel trasporto pubblico, i centri commerciali chiusi nel weekend e festivi, tranne i negozi di prima necessità, ovviamente che sapete, chiuse musei, mostre e bingo. Andiamo a vedere invece quello con la zona arancione, che adesso arriva, eccolo qui, comincia a essere un po' più pesante. Il coprifuoco sempre dalle 22 alle 5, vietate gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio, vietate gli spostamenti in un comune diverso dalla residenza, didattica a distanza al 100% alle superiori, capienza al 50% del trasporto pubblico, centri commerciali anche qui chiusi nel weekend e festivi, tranne i negozi di prima necessità, chiusi musei, mostre e bingo, chiusi 24 ore su 24, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. E andiamo in quello rosso, che davvero è quello lockdown, che vuol dire rimanere quasi chiusi in casa tranne per i lavori e per chi lavora, ovviamente per altre necessità, dalle 22 alle 5, che qui vietati spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio, vietati gli spostamenti in un comune diverso dalla residenza, didattica a distanza al 100% dalla seconda media, capienza del 50% al trasporto pubblico, centri commerciali chiusi nel weekend, tranne come dicevamo anche negli altri negozi di prima necessità, chiusi musei, mostre, bingo, chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio, salve quelle di prima necessità, alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e parrucchieri, che i parrucchieri finalmente almeno loro non sono intaccati, rimangono aperti, sospese qualsiasi attività sportiva anche all'aperto, solo individuale e deve essere fatta vicino a casa. Ovviamente poi nel DPCM in ogni punto qui segnalato ci sono tutte le comunicazioni corrette come dovrebbero essere fatte. Ecco Roberto Marcato, abbiamo letto perché ovviamente gli scienziati hanno detto che questo virus sparisce se non c'è assembramento, se non ci sono persone che si trovano, e quindi la soluzione attuale è questa. Mentre una parte del governo, e c'è stata molta discussione, molte liti all'interno, dice sì va bene, però se non muoiono così, muoiono colà, allora cerchiamo di fare le cose assieme. Tant'è che il governo ha chiesto all'opposizione: ci date una mano? L'opposizione ha detto adesso ci chiami, no, la mano Tarracci, ne parliamo solo nella Camera. Nella Camera c'è stato qualche ragionamento fatto assieme. Cioè, la domanda dopo tutto questo, Roberto Marcato, ma perché noi italiani in un momento di necessità, e qui entra in campo la salute che è la primaria nostra per vivere, insomma è la cosa più importante, non ci si unisce tutti e si cerca di raggiungere l'obiettivo assieme? Io credo, e mi creda Roberto Marcato, che anche se ci fosse l'opposizione al governo, l'opposizione che ora al governo lo farebbe, ci sarebbe sempre questo, cioè mai in Italia che riusciamo a trovare un punto di incontro, indipendentemente da chi governi. Ma chiediamoci perché. Glielo chiedo a lei. Perché io da quando sono bambino sento sta litania, no? Le riforme istituzionali dobbiamo farle tutte assieme, di fronte ai momenti di... Perché abbiamo questo ricordo del dopoguerra, ed è questo che ci ha segnato profondamente, dove noi abbiamo avuto una sorta, la Costituente che ha ricostruito il Paese da un punto di vista proprio costituzionale, con una nuova Costituzione, e c'è stata la compartecipazione di tutti. E noi abbiamo questo ricordo come dire, romantico che vorremmo perpetuare nel tempo. Le condizioni sono completamente cambiate, cioè lì uscivamo dalla seconda guerra mondiale e poco prima ce n'era stata un'altra, quindi di fatto avevamo avuto 2 guerre mondiali, il paese era completamente distrutto, era un paese che andava ricostruito e c'era un afflato di condivisione, ma c'era quasi una necessità di condivisione, nel senso che o noi condividevamo un progetto, una Costituzione, delle regole, delle norme e le condividevamo insieme, oppure di fatto l'Italia non l'avremmo mai fatta.
Dopodiché, una volta fatto questo passaggio, rimane questa volontà romantica, ma nei fatti io non l'ho mai vista. E ci credo francamente poco. Ogni volta la evochiamo come se fosse la panacea di tutti i mali, ma non c'è, non c'è. Ma perché perché non è nemmeno giusto che ci sia, secondo me, nel senso che di fronte quando c'è stato il lockdown, il Presidente ha preso una decisione di fronte a un dramma pandemico mondiale che non si era mai visto, ha preso una decisione, chiudiamo tutti, nessuno ha fiatato, nessuno. Cioè tutto il Parlamento, tutte le forze politiche, le regioni, pur patendo una situazione drammatica, nessuno si è permesso di dire ah. Perché? Perché, come dire, la situazione era omologabile a quella di un dopoguerra. Eravamo di fronte a una cosa talmente eclatante che siamo stati costretti a condividere nel silenzio un dramma. Dopodiché, nel momento in cui questo dramma si sviluppa e iniziamo a definire i contorni, è del tutto evidente che c'è un governo con una maggioranza che deve assumersi la responsabilità delle scelte e un'opposizione che deve essere alternativa alla maggioranza. Dopodiché ci sono degli elementi, delle dinamiche che aiuterebbero a fare questo, ma se non vengono fatte... Ma anche al di sopra della salute del popolo italiano, cioè qui stiamo parlando se sì, ma il che ragionamento... cosa vuol dire? Cioè, attenzione, la mediazione possibile, l'unica che io trovo possibile, è un punto d'incontro che sia il più alto fra i due punti di partenza. Questa è la mediazione che fa bene alla salute, come dice lei. Perché se la mediazione è io governo, ti dico cosa fare, se non mi ascolti sono affari tuoi. Questa non è mediazione possibile. Ma io sto dando delle colpe anche al governo, io do delle colpe a tutti. Ma siamo arrivati tardi, allora intanto abbiamo dormito durante l'estate, ma un sonno straordinario, proprio dormito. Tutto il mondo ha dormito durante l'estate, tutto il mondo. Ma si può dire? Cioè non è che il fatto che tutto il mondo ha sbagliato non sia un errore, tutto il mondo ha sbagliato. Cioè il fatto che tutto il mondo, dopo mesi di conoscenza approfondita del virus, dopo mesi di conoscenza approfondita delle conseguenze del virus nella salute, nell'economia, arrivi a ottobre tutto il mondo che ha come unico strumento di interdizione nei confronti del virus la chiusura, come a febbraio, cioè vuol dire che non abbiamo fatto nessun passo in avanti. Bene. Però nel frattempo succede che un certo Crisanti dice, state attenti, fermi tutti, qui la situazione in estate se vi comportate e facciamo come abbiamo fatto a Vo, tamponi, una certa filosofia o una certa tecnica di come usare, oggi lui dice non saremo in questa situazione. Detto questo è stato deriso da tutti, Crisanti è stato deriso. Questo? Ha detto un mese fa, 20 giorni fa, che lui ha detto tra l'altro bisogna fare i tamponi, bisogna cominciare a fare questo. Anche qua, però vogliamo... volevo finire il concetto, sì. Dopo facciamo i tamponi a tutti, poi altrimenti a Natale dovremo chiudere tutti per lockdown. E tutti hanno detto ma questo è pazzo, non possiamo chiudere, e tutte le parti al di sopra, lasci stare la parte politica, tutti l'hanno preso come il pazzo di turno, il rompiscatole di turno, poi ti accorgi che sotto sotto un po' di ragione ce l'aveva. Dico, allora la domanda mia è, se la politica non ascolta o valuta gli scienziati che vuole la politica, va a discapito ovviamente di quello che realmente accade, perché la stessa cosa l'ha detto anche quello di Milano, Zangrillo, tanti altri, che il virus era passato, hanno firmato anche un documento, invece poi non è stato così. Allora, questa è la storia vera. Intanto io sono dell'avviso che i virologi, gli scienziati, gli immunologi, tutto il mondo dell'approfondimento scientifico, se passasse più tempo nei laboratori a cercare risposte scientifiche a un problema enorme e meno tempo in televisione, saremmo tutti più felici. Perché questo? Perché c'è un tema di linguaggio. Allora, quando noi chiediamo al virologo di turno ad agosto ma com'è il virus oggi e lui ti dice tecnicamente è morto, lui ti sta dicendo una cosa che è vera, nel senso che la capacità di contagio ad agosto è vicina allo zero. Perché? Mi scusi, no. È vicina allo zero. Ma non ci sono stati la domanda deve essere un'altra, fatta allo stesso virologo. Ma questo significa che a settembre, ottobre, novembre, dicembre non avremo più il virus? E lo stesso virologo ti ha detto no, anzi probabilmente a ottobre avremo un'altra ondata di virus.
Cioè, attenzione, perché lo scienziato parla una lingua che non è la lingua della persona comune come lei o come il sottoscritto, che ci troviamo per strada e facciamo i nostri discorsi. È un altro linguaggio. Roberto, e il tema qual è? Che purtroppo la televisione amplifica, sì, amplifica, ma insomma, è una mediazione, perché è il suo ruolo, e però massifica anche i linguaggi. E purtroppo li rende universali, ma a volte profondamente sbagliati. Quindi noi interpretiamo il messaggio che dà il virologo o lo scienziato o l'immunologo, lo interpretiamo con la capacità di decodificare che abbiamo noi, ma non siamo scienziati. E quindi siamo noi che sbagliamo. Non è che ci sono degli scienziati che hanno detto è sparito, non arriverà mai più. Però il governo prende le decisioni, e credo anche i presidenti delle regioni, su consiglio dei virologi, degli scienziati. Noi dobbiamo prendere, ma infatti il governo ha il suo comitato tecnico-scientifico, la regione ha il proprio comitato tecnico-scientifico, cioè non è che Luca Zaia si alza al mattino e dice vabbè, proviamo a dare l'aspirina. Non è che funziona così. Luca Zaia, il presidente Zaia, assieme agli assessori di comparto, si interfaccia con la comunità scientifica regionale e nazionale, e in base all'interpretazione dei dati oggettivi prendono delle decisioni. Come fa il governo? È che purtroppo il governo è arrivato tardi, questo è il dramma. Questo è un dramma perché ad agosto, io le do un'informazione che probabilmente lei lo sa. No, mi sta dando ragione Roberto Marcato, sì. Perché se il governo nel momento che doveva prendere decisioni parlava con l'opposizione, io all'inizio quando l'ho detto indipendentemente da chi governa, ma le due parti si uniscono per la salute degli italiani, molto probabilmente il problema si risolverebbe prima. Ma non rincorriamo, io ho l'impressione che rincorriamo questa visione romantica del volemo bene a tutti i costi quando c'è un problema. Sì, ma noi perdiamo troppo tempo a rincorrere questa chimera. Invece, io sono convinto che è opportuno che ognuno faccia bene il proprio ruolo. Chi governa deve assumersi la responsabilità, prendendosi le ire del mondo, non importa, ma tu ti devi assumere la responsabilità. Il problema vero di questo malandato paese è che qui manca l'assunzione di responsabilità e il coraggio delle classi dirigenti. Questo è il tema vero, perché quando noi, per esempio, in sede di Commissione Trasporti ad agosto regioni incontrano il governo e le regioni sottopongono al governo il tema dei trasporti e della scuola, perché a settembre, no, adesso non so che sia un'emergenza anche questa, a settembre da quando mi so boccia, che mi sia a scuola, è giusto, è sempre stata a settembre, le regioni dicono attenzione perché e per le scuole e per i trasporti così com'è non funziona. Il governo dice ok, vi faccio sapere, prende la decisione, 80% di capienza nei trasporti pubblici e 100% di presenza a scuola. Questo lo dice ai primi di settembre. Arriviamo oggi, 50% dei trasporti e tutti quanti a casa. Ma scusate, se questo dato epidemiologico che c'è oggi lo sapevamo da maggio, perché sei arrivato oggi a scuola iniziata a dire 50% del trasporto e 100%, adesso tutti quanti a casa con la didattica a distanza, perché si è arrivati oggi? Non potevamo a luglio, a giugno pianificare questo. Io la vedo, vado in pubblicità, però ha ragione, però io la vedo romantica. In quel periodo, se le parti politiche fossero andate d'accordo, magari l'opposizione dava un consiglio al governo. Alla fine di una guerra mondiale. Vabbè, invece lei dice, vabbè, andiamo in pubblicità, poi rientro, andiamo a sentire com'è la situazione per quanto riguarda Padova, la terapia intensiva di Padova, con il professor dottor Ivo Tiberio. Andiamo, pubblicità.